O picciotto resta con me. Gennaro! Figlio mio! Venite tutta quasi! Guardie! Guardie! Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia Terra Madre. Nello scorso episodio è successo il panico. Signori, mi raccomando di seguirvi tutti gli episodi perché è una storia che non vi perdete, almeno quello scorso non lo perdete perché è veramente il top. Hanno rapito Isabella, Gennaro, che sarebbe il figlio di un barone importante con cui Torrisi vuole che Isabella si sposi. Quindi un casino, ovviamente contro la volontà di Isabella. Il nostro Enzo prova qualcosa per Isabella. Nello scorso episodio si sono pure baciati, una scena da brividi, da lacrime praticamente. Bellissimo. E adesso siamo qui a salvare praticamente Gennaro. Questi sono gli uomini che hanno rapito loro. Qui c'è un ornamento, cosa che andrei a controllare subito. Sempre un'altra cosa di qua. Noi abbiamo quello che ci fa trovare più soldi. Fantasma invece riduce il rumore dei tuoi passi. Guarda, me lo metto per il momento perché potrebbe farci comodo, dato che questa scena penso abbiamo la possibilità di farla anche furtivamente, Con grande stile. Andiamo piano, piano. Oh. No. Porca Dio, qua ce ne sono due. Posso provare a tirare una moneta lì? Ma si distraggono entrambi. Mi sa che avevano finito di parlare, quindi magari uno di loro. Non lo so, proviamo ad aspettare, vediamo se qualcuno di loro viene. Ah, se l'è fottuta pure. E poi scusa, non è strano il fatto che ci sia una moneta a caso che cade, scusa. Allora, il primo, raga, lo prendiamo subito. Veloce. Dobbiamo riuscire prima che si svegli. Prendiamo pure il corpo, raga. Vediamo se si luttano mentre li prendiamo. No, non si luttano, quindi dovremmo farlo 2 volte. Ci sono alcuni giochi dove praticamente quando sposti il ah, posso metterlo qua dentro. A posto. Allora me lo fai lottare da qui, penso, no? Sì, vedi, 23 dinari. Per forza che non posso più prenderlo. Qua c'è una bottiglia, questa ci può servire. Qua ce ne sono altri, raga. Dobbiamo cercare di farcela. Oh. Mettiamo una bottiglia lì. Oh, sono più di uno? Allora, se questo torna indietro, lui, magari ci possiamo fare lui, Quindi dobbiamo sperare che adesso esamina la bottiglia. Dai, va. Oddio. Vediamo. Ok, sta tornando indietro, ma quello è girato. Ok. Questo mi sa che possiamo pure lasciarlo qui volendo. Sti gran cazzi. Luttiamo qui. Oddio, ma questo è vicinissimo. Ce lo facciamo. Oddio, come cazzo si è girato, raga, mi stava sgamando. Questi movimenti incontrollabili. Ma possiamo farlo con il coltello? Io li voglio uccidere un paio, Buon uomo. Mamma mia. Cosci. No. Mi hanno visto. Oh, cazzo. Vabbè. Si spara. Un punto buono. Mi sa che è qui. Sì. Facciamoci fuori questo. Ne ho altri dietro. Sì, ne ho altri. Aia. No, sono morto, raga. Sono morto. Via. Sua madre. Allora, ragazzi, riproviamo. Ho fatto un altro giro. Cominciamo da questo. Forse non mi vedono. Via. Piano. Calma. Non ti girare. Ci facciamo il secondo. E possiamo... Sì, possiamo fottercene, raga. Sti cazzi, andiamo avanti allora, no? Non dobbiamo per forza ucciderli. Basta... evitarli. Devo andarci per forza vicino. Via. Ok. Mi sa che mi vedono, raga. Veloce. Forse mi hanno visto. C'è qualcuno? Non lo so, mi compariva la freccettina come se ci fosse qualcuno. Oh. Porca miseria. Vabbè, male che vada li spariamo. Lì ce n'è un altro. Ma qua è brutto. Vediamo se non mi vede. Via. Purtroppo non c'è tipo una morte dall'alto. No, non credo almeno. Oh. È da solo? Sì, questo ce lo possiamo fare. Oh no, ma guarda che c'hai tutti i sorci che ti stanno inseguendo qua. Qua è pieno, ma guarda qua come sono accampati. Io devo andare lì. Trova Gennaro. Dove cazzo lo tengono Gennaro? Gennaro, mi dia un segno. Qui c'è un'altra roba e ho finito. Aspetta, ce l'ho una cote, dai. Lo limiamo. Scassiniamo qua. Ok, nessuno qua sta venendo. Ma qua c'è una. Ah, posso... E questo penso sia incendiaria se gliela butto addosso, no? Vediamo se funziona. Ok. Gli ho dato fuoco, ma in teoria non sanno di me. Oh, oddio, ce n'è uno. Oh, cazzo. Mi ha sgamato. Sì. Vabbè, si spara, ragazzi.
Mamma mia, raga, il sistema di mira lascia un po' il tempo che trova. Veloce. Via, via. No. Via, 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 via. Spreco troppi colpi. Ce ne sono altri qui? Sì, ne sale uno. Meno male, raga, questo aveva il fucile a pompa. Sapete che forse il fucile a pompa in questo caso lo prenderei? No, non devi luttarlo. Vabbè, ormai. Oddio, ce n'è uno. Ok. Questo è molto più veloce di quello che avevamo. Ah no, allora teniamo questo. Si spara, raga. Dobbiamo farci strada. Dobbiamo trovare Gennaro. Stiamo rischiando la vita per un coglione che comunque... Oh, oh, oh. Che minchia di movimento ha fatto questo qui? Cazzo, è Matrix della situazione. No, ho sbagliato, ho cambiato arma. Cosa abbiamo ora? Ah, questo è la lupara, perfetto. Dovrebbe essere un pompazzo. Da vicino potrebbe solo che farci comodo. E niente, cambiamo arma per sbaglio. Mi sa che arriva un altro? Calma. Dov'è? Ah, è sopra. Ricarica. È uno solo, Eccolo. È morto, è morto. Non so se ce ne sono altri, credo di noi. Nel frattempo lutto come un dannato. Eccolo. Ok, andiamo, andiamo. Dai, tostarella questa fase qui, perché purtroppo le armi traballano un bel po', no? La mira non è stabile, vedete? Non sanno di me, questo è un bene. Buon uomo. Si fermi che io devo ammazzarla qua, per favore. Ok, buono. Riposati tu. C'è una nota. Figlio del barone, rileva azienda locale. Gennaro Fontanella, vedi, figlio di Raffaele Fontanella, preso oggi possesso dell'azienda di suo padre. Addirittura lui ha l'azienda, certo, figlio di papà, emergente imprenditore. Ma vai a cagare. Qui c'è un'altra scatolozza, l'apriamo. 92 dinari. Che ancora qualcuno... Minchia. Dai, l'ho preso, ma non è morto. Ce n'è... Ecco. Aia. Brutto. Io non so come si... Oh, merda, la granata. Via, 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 via. Raga, sono messo malissimo. Io non so come si tirano le granate, ma andiamo subito sulle opzioni. Equipaggia granata 4. Adesso lo sappiamo. Abbiamo le granate equipaggiate. Si lanciano sempre con la rotellina. Oh, ma dove cazzo? Ma guardalo. Ok. Siamo senza bend. Siamo senza bend. Oh mio Dio. No, 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 sono morto. Ok. Questi tirano granate, raga. Sono... cazzo. Ok, l'ho fatto. Perfetto. Ma è un check. Ecco cos'è che mi fa male, ragazzi. È un cecchino. Oh. Ok. Dobbiamo farci fuori il cecchino per forza. Che qui, se si affaccia. Buono. Oh. C'è un'altra scatolozza. Qui l'apriamo. Ma dov'è? Ah, c'è un altro stronzo lì che spara. Vallo a prendere qui. Ma porca di quella maiala. Oh. Il sistema di mira è complicatissimo, raga, perché non abbiamo un mirino, proprio un puntino sullo schermo, ma va un pochino random, quindi più lontano è, peggio è. E in più dobbiamo aspettare che si chiudano, vedete, le lineette per avere una precisione maggiore, quindi è un po' complicato. Fatto, vabbè, volutamente, raga, per rendere gli spari più difficili, più realistici da un certo punto di vista, no? Come è giusto che sia, soprattutto le armi dell'epoca, raga, che erano proprio poco maneggevoli. Ce n'è un altro. Ok, è Gennaro che chiede aiuto. Ma sti cazzi, fallo morire, no? Perché Enzo ti stai complicando la vita per lui? Voglio andare qua sopra, perché a parte che già vedo una band. Ah, ok, siamo full. Qui avevo ucciso io il cecchino, era lui. Aveva quest'arma qui. Questo dovrebbe essere potentissimo. Certo, con la polvere da sparo, però... Mamma mia, one shot, raga. Abbiamo fatto bingo. Si affacci, buon uomo. Dove cazzo va? Guardalo, guarda. Ma questi qui con il fucile a pompa vanno incontro così, come se non ci fosse un domani. Porca miseria, non hanno un minimo di dire guarda, stiamo un po' attenti. Se ne stanno fottendo, loro vanno avanti. Allora, ho sicuramente fatto una strage, Guarda questi, pure il sangue, raga, i dettagli. Fatto veramente benissimo. Dove cazzo sei? Corriamo da Gennaro, raga. Guardalo, l'hanno legato a un palo. Pensavo fossi morto. Pensavo fossi morto. Vieni qua, ti slego, va. Oh, tutta poisa. Tu che dici? Potevano ammazzarmi. Grazie a Dio. No, non è grazie a Dio, è grazie a mia.
Una nota. Ah, vabbè, questa è la richiesta di riscatto, raga. Vedi, pagate 5.000 lire entro il 27 marzo. Per avere sto stronzo. 5.000 lire. Ce l'abbiamo fatta. Non vedo l'ora di tornare da Isabella e vedere che cazzo succede. Tutto a posto? Ninna maghiere, forza. Gennaro, a me a tagliare. Ancora a casa? O picciotto resta con me. La volta che t'ammazzo. Nenni è. E mi pigli i piccioli. No, te picchi chi sono culo. Amone. Brutta mossa. Doveva combattere, invece doveva sparare. Meno male. Che è il nostro Enzo, ragazzi. Bello. L'ennesimo duello col coltello. Perché? Aia. Chi da che stava ammazzando era picchino. Ok. Vieni qua. A fondo. Oddio. Qua. Mamma mia che schiva. Aia. Scusa. Ho sbagliato. Ok, spacco la difesa. Vabbè, ho sbagliato. Oddio. Minchia, raga, ma questo è fortissimo. Ok. No. Io mi piglio i piccioli. E tu torni a casa qui togliamo. Ma vai a fanculo. Vai Enzo. Madonna, raga. Ci provassi. Ma qua è tosto però, Aia. Minchia. Levati dal cazzo. So cameglia. Bravo, diglielo. Ma così sa vince. A sto mondo non ce n'è. Oh. Giustizia, infatti. Ma guarda tu. Minchia me. Schiva. No. No. Dai, gli manca un colpo. Veloce, bravo, bravo. Oh. Da soli, raga. Il nostro Enzo da solo ha fatto tutto questo. Cioè, Don Torrisi, veramente, baciami le palle e dammi tua figlia, voglio dire, no? Minchia, lavorato per muetto. Grazie. Ne cerchiamo un cavallo. E tu in a casa. Arroso, su caminchia, puh! Madonna, raga. Sentetemi buono. Messina a sti giorni si va muccendo un vecchio castello. Cominciamo il gioco. Lo sapete che stiamo arrivando, quindi a cura. E senza picciotto non si torna. Ok, potete scannare tutto come puoi, ma a Messina me l'avete a portare vivo. Non tocca a me, figlia. E questo è l'ultimo sgarro che mi fa. Va buono. Ehi, Mo? Ah, certo, noi siamo arrivati. Guarda qui. Madonna, che scena, voglio vederla. Gennaro! Figlio mio! Che te fecero? Sei ferito? Ferito sei? Sto bene, papà. Su due tacchi. E Messina e tutti gli amici sono? Non vedranno più problemi. Confido che a tutto il resto ci pensi tu, Bernardo. Ma Moninne, vieni, già siamo uniti. T'abbiamo mandato qui Isabella e Gennaro per proteggerle. Non succederà più. Ma dopo riscatti la tua vita. Per sabballe. E sta famiglia, lealtà e tutto. Come c'era nescisto, sai tu. Certo che poteva finire a schifio.
E niente, siamo cotte d'amore. Vendetta d'onore, signore. Mamma mia, capitolo 5. Padre Ciccone non c'è. Se veniste a confessare te. Non è Ido che stai cercando. Isabella. Giuri ci sta qualcuno. Chiedo che successe. No, hanno due proprio. Picchi. Tuo padre domandò di vedere. E non so perché. Se ti causai problemi, mi scuso. Non ti scusare. Io voglio stare con te. E io cuttia. Ci rinesciamo. No. Ti saluto. Te ne cura. Enzo. Tranquilla. Madonna, raga, che bello. Wow, 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 wow. Allora, signori, dobbiamo andare a incontrare Don Torresi che vuole parlarci. Allora, io penso che comunque... Enzo, mi stavi cercando? No. Hai bisogno di confessare? Ma guarda di No. quante minchiate No, figli. no. Va bene, allora quindi dobbiamo andare con il Don. Io adesso non penso riguardi la questione di Isabella, ma penso che forse dopo quello che abbiamo fatto ci fa entrare a tutti gli effetti nella famiglia, quindi dovremmo fare un patto di sangue, no? È la prima volta che te vedo. Ma qua c'è Cesare, posso parlare? Sicuri te. Per favore, travagliare. Minchia, che Teresa. Come ti chiami? Ma come ci prova? Ci assomigli pure, Nancio. Io Cesare sono. Oh, chi fa un novere che sta parlando? Coi noto. Ma a giovane sempre tutte cose, sai? Guarda, dai, io sto cambiando un pochino opinione su Cesare. Non è Don Torresi. Ma va a essere da sopra, all'ufficio. Perché? Mi chiamo Ido. A te. E da magia, capace che c'avevi i Skype per fare lavare. Che i severiani cose importanti che ha a fare tu. Madonna. Sto cambiando idea su Cesare, raga. E comunque stiamo entrando proprio a casa di Torrisi, dove ci avevano detto che qui si può entrare soltanto se abbiamo, insomma, veniamo chiamate. Di norma non puoi andare dove vuoi. Arrestati i trafficanti d'armi. Dopo mesi di discorsi, Ettore D'Amico ha finalmente dimostrato... va bene. Niente di particolare. Io do un'occhiata, raga. Mafioso dei Torrisi. Avessimo a ghirare a cercare. Ordini Rudon, a sto minuto amo restare qua. Secondo me sape chi che fa. Tu scimoni. Oh! Cosa fece Cesare? Stai cercando a stanza di Don Torresi. Vai presso il corridore, apri la porta a destra. E toppo lì. Un secchio in mezzo all'armale. E qua sopra si vede buona la cappella. Quale cappella, Tino? Guarda le teste di Moro. Ok, qua si scende, vabbè, non c'è più niente. Entriamo, raga. Wow. Vediamo cosa succede. Bussiamo, ovviamente, con grande rispetto, che qua ci freddano male. Enzo, Trase. Voglio parlare con te di mia figlia. Minchia. Percepisco ansia. Per fare un socco fascista per mia famiglia, ci vuole i cabasesi. Luca mi disse che non è la prima volta che reagisce buono e non faccio un pericolo. Il coraggio nel suo mondo, cosa rara, Enzo. Lealtà, onore, obbedienza. Per questo siamo uomini, non siamo male. Che dopo che è successo al Tempio, fu un sgarro a Isabella e magari al nostro onore.
Sistemai sta a Messina. Ma la questione ancora non è risolta. Ma io ti chiuderla una volta per tutte. Scietto, Don Torrisi. Capace che lo sai, ma il barone Fontanella aveva una paitteranni, i sulfatari con le zolfo. Purtroppo, in questi tempi cosa suocero a fare, uno che si chiama Ludovici. L'avevamo Quando infatti male letto in un giornale lì alla miniera all'inizio del gioco. Un rapimento che sventasse era un piano di Ludovici. Fu io che pigliò defetose per catturare a Gennaro. Ci serviva obbligare a Fontanella a vendere la sua parte. La verità che io mi volevo ammescare in questa storia, magari Fontanella, ma domandò. Chi che succede in Tapirrerio o in Ceride, non è cosa che mi appartiene. Ma una volta che ci messero in tomenzo Isabella, le cose cangiarono. Ma mandare un messaggio per fare capire a tutti che Torrese, la sua famiglia e i suoi affari, i protegge. Enzo, ci puoi pensare tu? Senz'altro. Buono. Amonenne. Mamma mia, raga. E qua abbiamo un incarico pesante, eh? Sono rintrò un potere vicino a vedere Ludovici. Ancora perché sono anticchiava stase. Innanzitutto, pigliamo chi che ne seppe più travaglio. Va bene. Mamma mia, raga, è bellissimo però. Ma io dico, ma noi abitiamo ancora tipo una Surcera in teoria. Amore mio, ma allontanavo un secondo. Erano quasi travaglio. Puto travaglio. Un spezzatino s'appizzò una parietta e s'abbruciò. Che vuoi, ho fatto arriere. Ora fammi pittare in sonne Valerio. Vere spicciare te. Ok. Accurazzo a cuore cicuite. Comunque, sei pronto? Certo. Mi raccomando, sicurezza sempre, la fottenta mai. Oh Valerio! A Enzo ci serve tu per fare una roba. Riusciti ci rivendere una mia officina, aspetto. Vabbè, allora dobbiamo andare con lui. Allora, dov'è l'officina? Mi pare che è lì. Andiamo, andiamo. Quindi questa qui dovrebbe essere sempre la nostra casa, tra virgolette, no? Tipo, vediamo se abbiamo abiti nuovi, no? Vignaiolo. Questi è quelli che abbiamo. Affiliato. Noi attualmente siamo così perché siamo degli affiliati di Torrisi. Ma poi abbiamo Vignaiolo blu. Ah, vabbè, ma sono i vari colori del affiliato blu scuro. Eh no, sono una merda. Ma i capelli, posso tagliarmi i capelli? A me piaceva il taglio rasato, scompigliato. Mamma mia, raga, bruttissimo. Ecco, taglio corto già non è male. Col cappello meglio ancora, guarda qua. Vabbè, comunque preferisco da vignaiolo. Vabbè, no, da affiliato, dai, ormai siamo persone importanti. E niente, pensavo si potesse fare di più, ma va bene. Magari sbloccheremo qualcosa più avanti. Parla con Valerio. Valerio, buongiorno, siamo qui dentro. Qua è dove abbiamo scaricato ai tempi le casse di vino. Oh. Non ti fanno stare chiò quei cavalli, eh? A così pare. Se ti mandano a capo un travaglio serio, hai io chiedo che stai cercando. Taglia un'anticchia, picchia chiedo che vuoi e vieni mia. A lui praticamente da Vincenzo di mafia a Valerio, capito? Ma è sempre quello dei ferri. Hai bisogno di qualche bel ferro. Chi sta spunnando so che è. Mamma mia. Bellissimo, quindi possiamo prendere qualsiasi arma che vogliamo. Chi sa i canne mozzi e colpisce di vicino, ma è potente fiero. Serve per i travagli speciali. E poi mi prendo un fucilozzo. Ci sono poi altre armi. Questo sarebbe tipo il fucile da cecchino. Spara un colpo. Vabbè, dai, siamo a posto così. Sì. Buono, secondo me ti sei bene a macchina. Chi ne sai? Dei criminali capaci che ti sparano nel capo. Ah, la macchina. E qua cos'è? Ah, posso comprare. Perfetto. Allora noi abbiamo... Dov'è? Il colosso. Abbiamo sbloccato questo qui. Ufurzudo, che era praticamente forse il coltello che usava Messina, se non sbaglio. Imperatore, quindi lo stile è sempre questo qui, a stiletto, oppure abbiamo a rasoio.
A me non mi piace sta roba. Eppure quello che stiamo usando attualmente. E poi abbiamo scannature. Questo è bellissimo, tipo a serramanico, no? Vipera, però certo spendere dei soldi. Vabbè, ma ce li abbiamo volendo. Però spendere dei soldi per un coltello. Ah, ma c'hanno dei vantaggi. Per esempio quello che avevamo noi, Colosso, non dà niente. Forzuto invece Enzo saccheggia automaticamente i nemici quando li abbatte furtivamente. Ma tutta la vita, raga. Quanto tempo ci evita. Pistola. Noi abbiamo semplicemente la pistola base. Che possiamo... No, non possiamo fare niente. Però abbiamo diverse armi. Vabbè, la lupara sarebbe tipo il top prenderla. Oppure armi da mischia, dove noi abbiamo soltanto il fucile a ripetizione. E questa qui, che è bellissima cacciatore, raga. Perché questa qui è più veloce a sparare. Vedete quanta cadenza. E ci hanno dato in teoria la macchina. Grazie, Costanzo. C'è Isabella? Dov'è? Ah, Enzo! Mi aiuta a portare sta cassa? Certo, per forza. No? Signorina. Posiziona la cassa sul tavolo, che è una cosa secondaria. Per fotografare natura morta. Ma, signor Favara, ci avete vestito per cacciare? A passate a così io innata? Suo padre fu tanto gentile che mi ha detto pomeriggio libero. A posto. Lasciala a duoco. Dove? Qua? Vado? Qui non sa niente. Siamo sicuro? Tranquilla, E la pistola? non ti preoccupare, Isabella. Che dici? Ne parliamo dopo? Posso fare avogio, signorina? No. Grazie. Quando volete. È bello, raga. Ormai siamo tipo amanti di nascosto. Ma dovranno ricontrollare una cosa. E picchiare una macchina. Vero. Buono. Chissà no, è sfasciato. Tale hanno rimessa. Ok. Quindi qui possiamo prendere le macchine, il garage, per accedere alla tua collezione di macchine. Forse una macchina la compriamo. Allora abbiamo il Bolt modello 1. Fa una merda questa qui. Questa è già più carina. No, questa è quella lì che abbiamo guidato. Maria, non mi piace, troppo aperta, troppo lunga. Il camioncino, bellissimo. Questo però, vuoi non vuoi, potrebbe essere anche quella più riparata. Però secondo me di velocità... Ah, ma qua ce li abbiamo. 44 cavalli. Questa a 20 cavalli fa cagare, raga. Questa già sarebbe più veloce. 74 km orari, velocità massima. Questo 88, 98, 108... E 71 il camion. Sapete che a sto punto converrebbe il camion? Però accelerazione fa cagare. Questa ha molta aderenza. Questa pure. E questa pure. Quindi conviene, raga, fra tutte mi sa che mi compro questa. È una via di mezzo. È buona, costa 1000. Ci sta. Vai, acquistiamo la prima macchina. Aspetta. Ah, pure i colori abbiamo. Però giustamente noi non abbiamo la macchina. Quindi intanto prendiamo la macchina. Primi $1000, signori, sprecati. E poi possiamo, penso, cambiare il colore. No, ancora non possiamo. Va bene, abbiamo soltanto il colore di serie. Ok. Perciò io la prendo. Come faccio? Guida. Perfetto. Dai, possiamo andare. La nostra prima macchina, raga. Dai, abbiamo fatto bene a non spendere niente. Secondo me sul veicolo ci stava spendere qualcosina. Allora, i cartelli conducono all'obiettivo. Madonna, quindi adesso siamo liberi di andare dove vogliamo? Questa cos'è? Villa Torresi. Negozio di Pasquale. Compra merce di contrabbando, scambia trinacre per denari. Sapete che io ce l'ho volendo. Porca miseria. Questo è il primo episodio dove siamo un pochino liberi. Potremmo però direttamente andare all'obiettivo saltando la guida. Vorrei dare giusto un'occhiata per vedere se sono libero di andare dove voglio. Porca puttana, raga, ma i freni dove cazzo ce li ha sta macchina? Che cos'è? Nuovi posti qua? Non mi dice niente? Sono delle abitazioni, però non mi dice niente. Voglio un attimo, per la scienza, signori. Poi magari, una volta che facciamo sta roba, poi ci concentriamo sulla missione. Perché per curiosità io voglio vedere. Quando io scendo e sono libero di esplorare posti ovunque, no? Tipo qua, posso scavalcare? No. Veramente non è esplorabile? Mi sembra strano che non sia esplorabile. Aspetta, tanto la macchina ce l'ho qui. Vediamo se posso entrare da qui. Scusate ragazzi, sono armato fino ai denti, lo so. Niente, non posso. Vabbè raga, è a 1,5 km. Io direi di skippare allora a sto punto, Tanto i paesaggi sono bellissimi, ma già l'avete già visto. Ok, siamo arrivati, signori, dove dovevamo andare. Dobbiamo parlare con questi qui che dovrebbero essere i sicari di Tino, no? Il vecchietto. Qua c'è un altro collezionabile. Competizioni a Palermo. Stiamo raccogliendo tutto, raga. Mamma mia, ce lo stiamo spippolando sto gioco. Guarda qua, pianta di limoni. Buon uomo. Mi manna Luca.
Come in che è, Luca? Trapani. Chi dura la vigna? Ah, ma monesce moneto. Ciase. Però non mi trattate così perché io, guarda, Che succede? c'ho tutti i ferri. Martedì, diario di Torrisi, visto Ludovici nel tardo pomeriggio, è rientrato la sera, non ci sono stati altri spostamenti. Mercoledì gli uomini di Spadaro sono arrivati, vabbè, questi erano tutti degli appunti che prendevano sui movimenti. Vedere tu stesso. Ok. Cos'è? Ludovici non è a casa. Pare Gaspadaro ci mandò una pari picciotti per tagliarci i spadi. Minchia. E Tino non è. Ah, ti non ti interessa. Vieni più tardi. E se un bene, noi non ne proviamo. Accettati. Secondo me c'è tempo. Ah, dobbiamo aspettare qui che viene, ma non ci vedono, quelli erano davanti al cancello. Quale logica? Più tardi. È più tardi della sera praticamente. Questo è il famoso Ludovici. Arrivò un momento. Tino c'è. Pronto, decideci quando. Udon ci retto travaglio Caruso, quindi stiamo a sentire picciotto. Ludovicio sappi che avevamo i rarrieri. Secondo io, i vardi di Spadaro sicuro la difendono. C'hai a fare vedere che se sbaglia. Porta, non fammi vivo, ma raccomando, alle rovine ro castello antico. C'è chi solo? Fai boidiello, e tutta stima che avevo Udon Pettia, se ne va a fanculo. Lo capissi? Mamma mia però, non è che... La sapei di ridensata. Ma sì, ma non è che è facile, come la mettono loro, è tutto semplice, signori, tutto semplice. Mamma mia, quindi l'entrata è quell'altra. Forse da qui. Tino, guarda che ti sparo. Madonna, però ci sono alcuni che mi stanno sul cazzo, raga, perché per tutte le robe che abbiamo fatto mi sembra un po' esagerato il modo in cui ci trattano. Allora io forse, per come ho visto, potrei salire da qui, no? E mi sa di sì. Guarda qui con quanta tattica, raga. Allora, ne abbiamo già uno lì. Vediamo se riusciamo. Piano. Porca miseria. Ok, già il primo ce lo possiamo fare. Secondo me è la migliore entrata questa qui. Madonna, raga, avete visto quanti cazzo di pugnalate può dare questo coltello? Mi pare 6 al posto di 3. Quell'altro ne dava 3. Però vedi, li facciamo, li deprediamo in automatico solo quando penso li uccidiamo col coltello. In questo caso abbiamo ucciso tipo a mani nude, quindi il bonus non valeva. Io sto cadavere, quasi quasi lo nasconderei, non si sa mai, quello si gira, lo metto qua. Buon uomo, mi raccomando, riposa in pace. Che poi tecnicamente è sveglio, no? Ho solo perso i sensi. Posso andare di qui, attenzione, usiamo l'istinto, l'ultra istinto qua. Non ti girare, buon uomo, se no sono cazzi miei. Ok, vai. Volendo qui possiamo ignorare il tutto e salire, perché... No. Oh cazzo, questo mi sente. Oh cazzo. Via. Raga, qua mi sa ci tocca freddarlo. Non so se posso farlo velocemente. Ok. Sì, madonna, che culo, raga, che culo. Fatto il terzo. Siamo sempre qua attenti. Oddio, mi sa che mi hanno... si è allarmato. Vaffanculo, via. Ok. Mamma mia, raga, ma che culo che abbiamo. Via, veloce. E lo nascondiamo pure, in automatico dietro il riparo. Tanta roba questa. Perché ogni tanto il nostro Ezio non si abbassa correttamente. Però stiamo facendo le cose per bene. Stiamo arrivando, nessuno si sta sgamando. Qui c'è l'ultima guardia, dai, non possiamo farci fottere da questa. Questa voglio ucciderlo con il coltello se non ci sgamano. Ok? E in teoria lo lottiamo in automatico, vedete, con il coltello. Bello. Apriamo qui il cancello. Mafioso degli Spadaro. Noi dovremmo entrare lì, ma vediamo se possiamo evitarli direttamente. Sono solo 2. Io tiro una bottiglia lì in fondo. Perfetto, vai, andate a controllare che io mi levo dal cazzo qui. Perfetto. Altri 2 qui, pericolosissimo. Noi dovremmo riuscire a salire. Oh cazzo. Vediamo se questi qui li allontaniamo di nuovo. Tiriamo un'altra bottiglia. Minchia, se ne sono fottuti, raga. Ah, scusami. Non mi ha visto?
Via, 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 via. Madonna, raga. A caso. Oh, merda. Ok, a mali estremi, estremi rimedi. Niente, dobbiamo... Non l'avevo visto l'ultimo, raga. Ok, vabbè. Dobbiamo freddarlo. Non erano molti in teoria. Dove cazzo è questo? Ce n'è un altro. Non lo vedo. Buon uomo. Buon uomo, se lei non si nasconde. Troppo forte sto fucile, eh? E vediamo se ti piace anche a te. Tabbio magari una boom. No, dove cazzo l'ho lanciato? Oddio. Aia, madonna, devo ricaricare. Veloce, veloce. Sto bastardo, non riesco a prenderlo. Certo, mirare in testa non sempre conviene, mi sa. Deve essere da qualche parte lì, ma non lo vedo. Dovrebbe essere qui, raga. Non molto... Eccolo! È qua, ma è buggato? Perché questo qui non mi pusha? Andiamo di lupara. Qualcosa già fuori. Ma se è qua dentro. Oddio, mi esce la pistola. Come cazzo l'ho ucciso questo? Si può entrare? Buon uomo, scusami, eh. Guarda quell'altro buggato. Non aprono le porte, raga. Vabbè, lo faccio con calma qua, mi lutto. Sono due addirittura, guardali. Sono buggatissimi. Cioè, non per fora. Posso solo... Bellissima sta roba, raga. Vai, vai, si rimetta la mano dentro la porta. Ok, loro non mi prendono. Perfetto. Ce ne sono altri, mi sa. Bravissimo così. È stato gentilissimo, signore. Ok, avevo la doppietta. Minchia, ce n'è un altro ancora? Ah, ma quanti cazzo sono qui? Ma non c'erano tutti sti nemici. Da dove sale questo? Da qui? Sì. No, si riparte. Buon uomo. Devo riprendermi il fucile? Peccato da una parte, perché avevamo fatto veramente un ottimo giro. Li avevamo inculati tutti, ma non avevo visto l'ultimo che era là sopra. Vabbè. Entra nella villa di Ludovici. Madonna, raga. Meno male che non abbiamo fatto testimone. Allora, il Teatro dell'Opera di Sicilia presenta Tosca con il grande Matteo Beneventi. 12 marzo, ospite illustre al Parco Reale il Barone Fontanella, alle 19 in punto. Qua di soldi ce n'è. 97 dinari. Un'altra nota, la consegna dell'ordine. Antiquaria Finelli, busto romano di donna. Forse una statua tipo. O una trinacria, godo. Un ornamento? Questo lo voglio vedere. Allora, noi abbiamo attualmente quello che riduce il rumore, che possiamo di nuovo rimetterci fortunato volendo. E abbiamo caricato, puoi trasportare più munizioni per i fucili. Vabbè, non ce n'è bisogno perché tanto lottando i corpi le troviamo, penso sia abbastanza inutile. Entriamo di qui. Oh! E più fate fontanella! Volete picciole? Picchiate tutta quasi! Guardi! Guardi! Mamma mia! Bastardo! Lo sapevo che sei tuo! Aia. Abbiamo ucciso Ludovici, raga. Vabbè, il nostro Enzo comunque è una strada. Oh, bello, il cecchinazzo, raga. Questo mi servirà, guardate. Con un colpo li one-shottiamo. Mi sa che è la migliore questa, raga. Perché non c'è bisogno che miriamo in testa. Guarda qui con quanto stile. Ma non abbiamo paura. No, guarda qua, bastardo. Veloce. Sta scappando, madonna con quanto stile. La stessa domanda. Ma devo ucciderlo? Ah no, devo seguirlo, perfetto. Dove cazzo è? Si levi dal cazzo. Bastardo, devo bendarmi. Ricarica, ricarica. Minchia, questo è sopravvissuto. Che cazzo hai che non va? Guarda che ce l'ho pure io la lupara, eh. Andiamo con la lupara mentre la ricarichiamo. Vabbè, non può essere andato lontano. Bendati, bendati. Prendi i colpi. E me che sta aspettando? Sparaci! Oddio, ce ne sono altri. Ma è più facile!
Tiro una granata lì. Madonna, raga, che cazzo ho fatto? Cioè, ho preso quello con la granata e i due così. No, vabbè, qua parliamo di stile, signori. Tira una granata. Porca di quella puttana. Questo muore, mi sa. Mi sa di sì. Buon uomo, si tolga. Bendati, Enzo. Ce ne sono altri? Tutte le armi a ricaricare. Ste armi vecchie, purtroppo, ragazzi, hanno caricatori da 2, da 3, da 4. Cazzo tiri una bottiglia. Oh, no. Ho sbagliato. No, devo ricaricare. Che culo. Beh, però un colpo me l'ha dato. Ti prego, dimmi che hai una benda, tu. Buon uomo. Munizioni e denari. No. Porca miseria, che colpo. Si affà. Signori, il nostro Enzo ormai non sbaglia più un colpo. Ho trovato la mia arma comunque. Questa qui è la migliore. Vieni qua, pezzo di... Ma con quanta violenza. Ma io mi auguro... minchia se pesa. Raga, io mi auguro che qua, cazzo, una bella ricompensa, eh. Allora, usciamo da qui, mettiamo Ludovici in macchina. Chi ci sta aspettando? Chi è? Tino? Ok, raga, allora io ero crashato, quindi vi avrò fatto un taglietto qua. E niente, mettiamo quindi il nostro Ludovici dietro. E poi non so come cazzo fa. Cioè, comunque le macchine vanno a 40 km/h. Cioè, potrebbe scappare in qualsiasi momento. Basta che si riprende un attimo. Ripigliate ancora un finemo e travagliare. Oh, tu non ci pensai se venerà aiutarmi. Mi pareva peccato a lasciare solo una macchina così. E poi vivosi. Non ti lamentare. Tu venchione i rarrieri e chi lo casa passa bene. Madonna. Non vedo l'ora di portarlo ora da Torresi. Vediamo cosa succede. Qua sarà dura, raga. Sa che sono cazzi suoi ora. Però non lo so se lo portiamo proprio da Torresi. Tira fuori Ludovici dalla macchina. Ok, lo prendiamo. E qua, buon uomo. Però noi siamo Boitano. E secondo te? Metino, no? E perché non ce ne vai? Ah, finisce le chiancere. Mamma mia. Però basta, qua dobbiamo ottenere un po' più rispetto, raga. Ok, stiamo facendo il lavoro presente che loro non sanno fare. Ma nonostante questo ci trattano un pochino, un po' a cazzo di cane. Eccolo qua, il nostro Tino. Non ci credieva che avevi coglione. Gettalo in terra. Ok, lo posiamo qua. Madonna, questa me la voglio vedere, raga. Madonna. Ginocchiati e state muto. Ora ma dimostrare in zoccopale, Caruso. Tu sai in zocco sa fare. So viero criri e catafiri. Me la dimostrare ora. Ammazza sto infame. No! Ma io ne ho... Sparici. Non voglio morire! Te prego! Ma ne ho uccisi a miliardi. Ma vai a fanculo. Ah, che cazzo. Ne ho fatto una strage per prendere lui. Minchia, dovrei preoccuparmi di lui. Madonna. Ma questo assomigliava un sacco a Messina. Guarda questo, è uguale. Ma sono gli uomini di Spadaro. Hanno trovato una banconota da, cos'è, 1000 lire? Guarda come stanno cadendo, mi sa, nelle... È una trappola, dai, palese. Madonna. Non dovrebbe più avere manco la faccia. Le avevano sparato con la lupara. Guarda. Mamma mia. Villa Torresi, una settimana dopo. Caro Enzo, ci pensai assai a tue parole. Il mio cuore vuole la stessa cosa. Ma a testa mi dice restare attenti a me pace.
Però continuo a sognare che tra di noi possa nascere qualcosa. E contami, quali sono i tuoi sogni? Allora, po' Venere, ti cercano. Madonna, certo, se sgamano una lettera siamo fottuti. Signori, anche per questo episodio ci salutiamo qui. Abbiamo fatto un sacco di roba. Io, al solito, non so questo episodio quanto vi verrà, sarà un po' lunghetto, raga, ma come vedete, tutta narrazione, tutta dialogo, ci sta. Detto questo, signori, vi invito sempre a lasciare un mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci becchiamo nel prossimo episodio con Mafia Terra Madre. Alla prossima.